Se faccio il video così, tutto come se avessi un cappello, no, distrae moltissimo. Allora, amici, io pensavo di non fare video oggi. Il pallone d'oro. Lo vedete il pallone d'oro? Pensavo di non fare video perché non è uscito niente, le liste le sapete, eccetera, eccetera. Gianluigi Longari se ne esce con Marcinelli, Marcinelli, lui lo dice Marcinelli, merita una parola. Voi, buongiorno, buonasera, anzi buonanotte probabilmente. Pensavo più che altro di parlare della Coppa Italia perché è cominciata la Coppa Italia e ci sono delle indicazioni sfiziose per quanto riguarda il fantacalcio. Voi dovete stare pronti, stiamo quasi chiudendo il Fanta di Azzurro Fluido. Penso 2 posti, due nuovi abbonati se ci vogliono, e poi ci trasferiamo su Calcio Fluido se volete fare il fantacalcio con me, fantalab.it/fluido, codice fluido. È finita la marchetta, parliamo di Marcinelli, pure quella di Gianluigi Longari potrebbe essere una marchetta, però voglio fare un recap di quello che sappiamo. Prima di tutto, prima cosa che sappiamo, Manna è pazzo, nel senso che quando esce De Bruyne io dico non è possibile, non ti puoi proprio avvicinare, e invece Manna è pazzo. Abbiamo visto che è anche a volte lento, a volte non capiamo perché spende troppo su alcuni profili, a volte magari si lascia convincere. Manna è folle. Secondo me Manna ce l'ha l'ambizione di fare i colpi pesanti e poi non riesce a muoversi a volte sì e a volte no. Facciamo un recap di quello che è successo. Voi lasciate un like nel frattempo, ben augurante per i colpi che si possono fare. Partiamo dal presupposto che deve uscire un giocatore per far entrare Badiashile, quindi quello che sto leggendo, maledizione, non mi conosce nessuno. Nel mondo ci sono 83 milioni di tifosi del Napoli e solo voi della community, quelli là che siete pazzi, che vi vedete tutti i video, sapete che per far entrare il difensore deve uscire o Lucca, o Neres, o Lang, o quell'altro, insomma, o il portiere, cioè, insomma, deve uscire qualcuno per far entrare il difensore, perché sto leggendo, esce Lucca, viene Gabriel Jesus, esce Lang, viene Martinelli. Non può essere così, ne deve uscire un altro. Allora io ragiono su Neres, perché Neres è quello là che abbiamo sentito che insomma non sarà pronto per l'inizio del campionato, ci sono dei dubbi. Ragioniamo su Neres e non su altri, non su sorprese di giocatori su cui noi puntiamo tantissimo e che improvvisamente possono uscire. Però calma, perché quello che leggiamo di Martin, perché potrebbe essere anche plausibile? Perché leggiamo che ha il contratto in scadenza nel 2027. Automaticamente un giocatore in scadenza di contratto può valere meno di quello che è il suo valore intrinseco, perché comunque il giocatore di 25-26 anni nel pieno non è uno sul viale del tramonto, non è uno come Gabriel Jesus che comunque tanti problemi fisici, sembra che tiene 40 anni e invece ne ha 29-30. Però io ho letto anche su Transfer Market che ha l'opzione di un anno, non so se è sua o dell'Arsenal, però potrebbe essere una di quelle situazioni come capita anche a noi. Sì, è in scadenza, ma il Napoli ha l'opzione unilaterale, quindi è come se fosse un anno in più. Vi voglio solo raccontare quello che so che ho raccolto. Poi nei commenti ci possiamo sbizzarrire. Non può mai venire, non può essere. Però Gianluigi Longari è uno che lavora per Sport Italia ed è l'unico. A me fa ridere perché io poi me li guardo tutti. Io guardo Romano, guardo Pedullà, ascolto anche Schira, tutti questi qua che sono così. Gli insider di Twitter cerco di evitarli perché spuntano come i funghi tutti gli anni e prima o poi cadono, eccetera, eccetera. Però questi qua sono i giornalisti che devono mantenere anche una credibilità. Se dicono una cosa e si espongono, tutte le notizie che sono uscite per quanto riguarda il Napoli, alla fine Manna ce le ha confermate. Quando è andato poi in conferenza, ha detto sì, quello l'abbiamo trattato, sì, ci interessa, però poi vediamo. Quindi se esce una cosa del genere, può anche essere vero che Manna si sia affacciata e abbia fatto la telefonata, i contatti, pronto? Ho letto qualcuno che ha detto anche nel gruppo Telegram, come è andato il dialogo con la... Pronto? C'è Martinelli? Sì, ok, ciao. Questo è stato il dialogo. Perché mi risulterebbe un po' strano
visto che se ce l'hai questi soldi da spendere, aveva più senso metterli da qualche altra parte. Però con calma, raccogliamo quello che è. Sappiamo che il Galatasaray è interessato, ecco perché l'intreccio diventa interessante con il Napoli, ecco perché probabilmente il Napoli ha preso il colpo di sole, ha fatto un colpo di telefono, perché il Galatasaray pare abbia offerto 45. Non è che l'Arsenal ha rifiutato 45, ci dicono che è lui che ha rifiutato la Turchia. Quindi già sotto questo punto di vista è un giocatore che rispetto ad altri, riferimento Vlahovic invece di Lukaku, facciamo Vlahovic, che accettano la Turchia, che si sentono un pochino così, lui dice no, la Turchia non mi interessa. 45. Intreccio con Osimhen, perché Osimhen potrebbe essere al centro di situazioni di mercato dove il Napoli potrebbe avere... Vedi perché poi può essere pure che è vero. Il Napoli, se il Galatasaray dovrebbe avere una percentuale sulla plusvalenza del Galatasaray. Qualcuno dice percentuale sulla vendita, questi sono dettagli, ma il Napoli, se il Galatasaray riesce a vendere Osimhen, potrebbe prendere dei soldi in più che potrebbe poi riversare sul mercato di quest'anno. Abbiamo sentito di nuove offerte dall'Arabia, non lo so se lui ci vuole andare, però abbiamo sentito anche che magari l'Ars, perché spesso ci hanno pensato le squadre di Premier e Osimhen, poi chi le danno una capa fresca e alle volte si tirano indietro, eccetera, eccetera. Però ci sta questo giro Galatasaray, perché il Galatasaray è interessato anche a Lang, così come il Napoli... Fatto cadere tutto. Così come il Napoli è interessato di nuovo a Elmas. Finiamola, con Elmas finiamola. Però io credo a tutti. Vabbè, è tutto vero. Può essere che il Napoli chiede un'altra volta Elmas. Dove lo mettiamo? Non lo so. Non me lo spiego. Però, scambi incredibili, perché l'Ajax alla fine lo ha venduto mica Götze al Paris Saint-Germain. Quindi qualcuno Noah Lang se lo verrà a prendere. O è l'Ajax o è il Galatasaray che fa un'offerta che non era poi il riscatto che dovevamo fare, ma fa un'offerta da capo, perché oramai è così. In tutte le operazioni di mercato tu metti pure il riscatto, poi dici no, mi interessa, te lo rimando indietro e poi magari ritorni, così come abbiamo fatto con Elmas, così come si fanno con tutte le squadre. Quindi che si fa? Andiamo su Marcinelli, diventiamo una squadra super brasiliana, super sudamericana, tutti sudamericani al potere. Marcinelli gasa, onestamente. Se posso essere un pochino, ma un pochino dubbioso per quanto riguarda Gabriel Jesus, che è un nome importante, che però qualche dubbio, così come Badiashile, così come gli altri nomi che si sono fatti, insomma non convincono al 100%. Per esempio Gatti no, Marcinelli sì. Se possiamo sognare, se non possiamo sognare, il Napoli prende il computer, prende il telefono, Lombardo fa il tweet e dice, perché se Lombardo fa il tweet oggi dice il signor De Bruyne non si deve buttare dallo scoglio perché da contratto non si possono fare i tuffi a mare, E così abbiamo chiuso anche la nuova polemica, perché non potevo fare un video su De Bruyne che fa il tuffo a mare con tutte le scarpe. È uno scugnizzo, sta diventando scugnizzo e io lo aspetto, io continuo ad aspettarlo e che Napoli non si permetta di fare stupidaggini a livello mediatico. Poi, a questo punto ci troviamo, non è che faccio un altro video sull'altro canale, io vi ringrazio che avete cliccato in notturna su una notizia di mercato che potrebbe essere anche risibile, ma abbiamo voglia di sognare e sogniamo. Io ho anche il credito, perché ho fatto il video su Favasuli. Non era il 7 agosto, era l'8 luglio. L'ho girato al contrario, perché in America l'8 luglio ho fatto il video su Favasuli e quindi ho il credito per fare un video inutile che magari non si concretizza, è una voce così. Quello Pedulla è l'unico che rispetta Gianluigi Longari, cita la fonte. Parma-Catania 2-0, il Catania 66% di possesso palla. Lontani, doppietta di Lontani, è un vivaio Milan che loro hanno perso a 0, il Questa Ball si conferma, ho visto un pochino, tutti dietro, il Catania fa la partita, il Parma tutti dietro in ripartenza e il Bilal Touré ha giocato prima punta e il Bilal Touré, occhio a del Bilal Touré, quindi 4-3-3,
più o meno di questa, ma tutti indietro, tutti in difesa, quindi non è cambiato il Questa Ball. Cagliari-Arezzo, 58% di possesso palla per l'Arezzo, vince il Cagliari 1-0, De Iola, un rigore anche un pochino così, lo fanno ribattere, eccetera, eccetera. Interessante vedere poi nel secondo tempo come si sviluppa l'attacco del Cagliari con Maldini e Maldini con Fazzini. Maldini è così, ma Fazzini è così. Fazzini era un mio pupillo, però pure lui si è sempre perso, sostituito poi da Felici, dietro la prima punta Borrelli, insomma c'è del potenziale, ma comunque 58% palla, Bucchi con l'Arezzo, più possesso palla. Sta giocando la Fiorentina, 2-0, subito delle indicazioni importanti, Fiorentina-Benevento, Benevento 58% di possesso palla, grosso, li dovete vedere le statistiche, le dovete capire quando io dico Sarri non pressa alto, Allegri non pressa alto, Grosso non pressa alto, vorrebbe probabilmente avere di più il pallone, il Benevento c'ha il 60% di possesso palla, Fiorentina 2-0, sbaglia il Benevento in costruzione, Atta, cross, colpo di testa di Gudmundsson, Joao Mario, una traversa e un assist per Kean che la gira così. Monza Avellino 3-0, non ho proprio idea. Da New York, Valero Fluido e tutto, Marcinelli, io ringrazio Gianluigi Longre che ci ha fatto a buscare un altro video di giornata, altrimenti vi avrei lasciato a bocca asciutta. Ma con Manna tutto è possibile vendere Kvara e prendere Okafor o prendere De Bruyne, che sarà